Firmato ieri presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo ad Agrigento un protocollo d'intesa tra la stessa Accademia e lo storico gruppo folcloristico Valdagragas per una fattiva collaborazione in attività artistico-culturali che interessano lo spettacolo, la storia e le tradizioni agrigentine nel mondo. Il protocollo è stato siglato tra Alfredo Prato e Lello Casesa, rappresentanti dei due enti. Dopo tanto travaglio di mesi siamo riusciti a firmare questo protocollo d'intesa con il Valdagragas, un ente Valdagragas, quello folcloristico, conosciuto ormai in tutto il mondo con un'attività più che cinquantennale. Ed è questo importante perché l'attività dell'Accademia come quello di Valdagragas non si ferma soltanto alla città di Agrigento, ma si allarga in tutta la Sicilia e con la Sicilia devo dire in tutta l'Europa. Abbiamo una serie di attività programmate per il futuro, per il nuovo anno e anche oltre, che speriamo di svolgere con la collaborazione sia dell'Accademia quindi che anche del Valdagragas. Si consolida, si rafforza un rapporto di collaborazione con l'Accademia, io direi due istituzioni importanti della città di Agrigento che oggi decidono simbolicamente di viaggiare insieme attraverso iniziative culturali legate al territorio, ed è per noi un grande privilegio quest'oggi poter stipulare questo accordo di programma con l'Accademia, fucina e cantieri di tante iniziative bellissime legate alla bellezza di questo territorio, ed il Valdagragas nel suo piccolo vuole rappresentare un momento legato alla cultura popolare, legato alla cultura di questa terra, d'intesa con le tante iniziative che l'Accademia organizza sia in Italia che a livello internazionale in rapporto con le altre accademie ed europee.